Bentrovati. Oggi parliamo di amore. Chi non cerca l'amore nella propria vita, l'affetto, i sentimenti? Abbiamo intitolato questa trasmissione Per amore, solo per amore. Tante le persone che sono realizzate nella vita, hanno una carriera di successo, eppure profondamente si sentono infelici perché manca quella parte di affettività, di amore che ciascuno cerca. Ma cos'è esattamente l'amore? Cos'è questo sentimento che tutti cercano, pensano di aver acciuffato e poi magari naufraga in rapporti sentimentali che non vanno bene, sui quali si era investito tantissimo, famiglie che si disgregano, ragazzi che cercano l'amore in tante storie. Ecco, è veramente così? Cos'è che manca all'uomo per essere realmente felice? Ne parliamo con padre Salvatore Bucolo, direttore della pastorale familiare della diocesi di Catania, e abbiamo anche un ospite, Sabrina Battaglia, che ci racconterà un po' la sua esperienza. Padre Bucolo, cos'è che rende insoddisfatte anche le persone che apparentemente hanno una famiglia, una storia d'amore, una carriera felice o comunque soddisfacente, hanno dei soldi, insomma, non hanno grossi problemi, diciamo così. Ecco. Allora, c'è un problema di fondo che io spiego con una parola che poi ha un suo significato etimologico, cattivo. Ora, quando noi utilizziamo nel nostro linguaggio la parola cattivo, significa moralmente una persona non buona. Ma in realtà, se andiamo al latino, non voglio fare latinista, ma soltanto spiegare un po' l'origine di certe parole, la parola cattivo deriva dal latino captivus, prigioniero, perché in realtà la persona cattiva è prigioniera del suo modo di intendere la vita, che tante volte sono delle menzogne, tante volte sono degli abbagli, per cui in genere, proprio perché una delle menzogne, ad esempio, che posso citare, è l'affermazione di se stessi, il fatto che nella mia vita, nella relazione con gli altri, nel lavoro mi affermo, io penso di trovare la felicità, penso di trovare me stesso, ma in realtà è una menzogna. E allora cos'è che rende veramente piena la vita? L'amore. Ma l'amore non come sentimento, perché poi diventa un pentimento, scusate la rima, no? Perché si pensa che di amare una persona sentimentalmente, poi non si prova nulla e uno se ne pente. Ma l'amore è una scelta di coraggio, di determinazione. Una persona per amare veramente deve avere una disponibilità interiore a donarsi, ma questo chiaramente non si può improvvisare, questo chiaramente non si può dall'oggi a domani a che io amo la persona. Questa è una scelta interiore che porta ad amare, quindi solo e soltanto l'amore rende veramente felici. Giustamente tutto questo va capito anche nei dettagli, perché oggi più che mai viviamo situazioni di fallimento di amore, di crisi dell'amore, e si potrebbe dire: ma se la vita oggi è complessa, come io posso amare? Se dall'altra parte non ho quella piena risposta, sì, bella frase amare, ma io non so amare. Ecco, io posso dire in modo molto semplice che si ama non nonostante la vita complessa, ma soprattutto nella complessità della vita. Dico solo questo: la vita complessa è il vero grembo dell'amore, è lì dove l'amore si feconda. Ma è anche vero che spesso si usa questo termine amore in maniera inappropriata. Mi Esatto. spiego meglio. Tante donne cadono nell'errore, diciamo così, di credere amore quello che amore non è, che è possesso. Un marito cattivo, abbiamo usato il termine latino captivus, Esatto. ma un marito violento, un marito che limita la libertà della donna, e la donna che crede che tutto questo sia amore, perché l'uomo spesso le dice che è per amore, che si comporta in un certo modo, perché la vuole tutta per sé, perché lui la ama così tanto che non può fare a meno di lei.
Ecco, quali sono, come dire, qual è la bussola per capire quando una donna, ma anche un uomo, è realmente innamorato di una persona? Sono tutte domande lecite, sono domande oggi molto frequenti, molto importanti, che esigono una risposta, una luce. E per tale ragione io, al di là di dare una risposta, una luce, ho preferito far parlare una testimonianza. Ho preferito far parlare una persona che è qui presente in studio, Che Sabrina, ha coinvolto Padre Bucolo e la ce l'ha quale ci darà presentata. testimonianza di tutte queste domande, perché mi sono reso sempre più conto che sì, posso dare le risposte, ma quanto a parlare della vita è la vita stessa, e allora uno rimane a bocca aperta e dice veramente c'è qualcosa di straordinario da imparare. Abbiamo coinvolto la signora Sabrina Battaglia, che è Buon una pomeriggio. mamma, è una moglie, è una donna che lavora. Sì, Si sente realizzata? molto, molto. Devo dire, Sente che nella sua vita c'è amore? Tanto amore? tanto amore, tanto. Cosa ha fatto per amore tanto da essere qui nostra ospite? Allora, intanto il tema è veramente molto complesso, perché parlandone si può anche scadere nell'utopia. Solo che la vita a me ha insegnato un'altra cosa, ha insegnato che anziché concentrarmi in quello che oggi è molto comune, concentrarsi su ciò che non abbiamo, su quello che non otteniamo, magari dando anche la colpa a qualcosa o qualcuno e quindi rimanendo incastrati, magari passando tutta la vita cercando quella cosa che ci manca. Ecco, quello che posso dire è che a me la vita ha insegnato tutt'altra cosa, ha insegnato che dalle difficoltà possono nascere grandissime opportunità per amare e quindi di conseguenza essere felici. Ma cosa le è successo di Mi è così, successo- che ha scoperto così che l'amore ha Sì. cambiato la sua vita? Allora, quello che mi è successo è che io sono, come dicevamo, moglie e madre, ma non in quest'ordine cronologico, Ah, ecco. nel senso che sono diventata mamma molto giovane. Io ho incontrato poi quello che è diventato mio marito, il mio splendido e paziente marito, solo 3 anni dopo la nascita di mia figlia. Mia figlia ha 26 anni oggi. Quindi lei era una ragazzina? Sì, sì, ero proprio giovane. Tra l'altro si sposerà nelle settimane che seguono. Quindi ha la fortuna di diventare nonna così giovane. Speriamo, Bellissimo. se vuole Dio. Infatti io sono molto emozionata per questa cosa. Tra l'altro sposerà un ragazzo che noi amiamo e stimiamo. Comunque questa cosa, quando scoprì di aspettarla, io avevo appena compiuto 20 anni e per quanto 20 anni non sei proprio una bambina, in realtà io lo ero. Studiavo all'università, avevo tantissimi progetti e sebbene mi battesse il cuore per quel mio primo e importante fidanzato, in realtà se vivevo nella mia pelle che quella non era una storia d'amore. Oggi so che non era la parola amore. Quindi ha avuto il coraggio di avere una bambina, ma non di continuare un rapporto, diciamo, Esatto. sentimentale con la persona che lei riteneva sbagliata. Esattamente. Quindi il coraggio è stato è lì, duplice. Sì, Il ci vuole coraggio tanto di coraggio. lasciare una persona e il coraggio di portare avanti una gravidanza così giovane e contemporaneamente non voleva abbandonare i suoi sogni, e cioè Esatto. quello di realizzarsi nello studio, nel lavoro. Esattamente, anche se in realtà poi per forza di cose devi fare una scelta. Non puoi io personalmente non ho pensato che quello che stavo facendo, cioè non è stato così immediato completamente, anzi la prima scelta, quella che dettava che comunque il mondo che mi circondava mi suggeriva, era di non accogliere quella vita. Quindi di abortire. E di andare... Sarebbe stata, diciamo, la strada più semplice, togliere, come sì. dicono alcuni, è un problema,
evito. Certo, vidi sgretolarsi tutti i miei progetti. Io studiavo, avevo veramente tutti i progetti che può avere una ventenne. E cos'è scattato di colpo? Cosa è scattato? In realtà, allora, io devo dire che ascoltavo l'unica voce, che era la voce del mondo, che mi suggeriva che io dovevo realizzarmi, dovevo studiare, completare gli studi, solo che quindi avviai in comune accordo l'iter per l'interruzione della gravidanza, solo che il giorno della prima ecografia io non avevo Dio nella mia vita, la mia è una conversione adulta, ho incontrato Quindi Cristo. non c'entra nulla non c'entra nulla la fede, con o meglio, la sua scelta. non c'entra nulla la fede consapevolmente, perché oggi mi piace pensare che il Signore, che è Padre, quel giorno mi inviò un angelo, perché durante la prima ecografia, che diciamo dà i parametri per capire se quella vita è eliminabile o meno, quello che accadde è che incontrai una dottoressa che durante l'ecografia, io forse un po' per curiosità di una ventenne, un po' forse per quell'istinto materno innato che tutte le donne abbiamo, misi la testa a vedere un po' il monitor dell'ecografo e lei velocemente prese il monitor, lo tirò verso di sé e mi disse: non è affar tuo, visto il motivo per cui sei qui. Ah, ecco. Quindi è stato veramente un impatto molto forte. Molto brusco. Perché la dottoressa dice: visto che hai deciso di abortire, ti consiglio di neanche guardare l'ecografia. Non ti consiglio, tu non puoi guardare, non puoi proprio guardare. Ancora più brusco. Questa risposta, che oggi, chiaramente, soprattutto oggi, può essere una risposta veramente forte, brusca, che lede i diritti della donna e chi più ne ha più ne metta. Eppure ci sono le polemiche, perché dicono che quando si vuole abortire ci sono i comitati pro vita che fanno vedere, sentire il battito, ci sono anche delle polemiche su questo, che invece chi è a favore dell'aborto dice no, non va bene che si possa fare questo. Vabbè, in la realtà a me quell'atto brusco, mi mise al corrente, cioè fu la prima persona che mise in discussione quella ovvia scelta. Quindi questo è stato uno scossone, esatto, diciamo. Mi ha scosso talmente tanto, io penso che sia stato lì il primo istante dove io ho detto sì alla vita, sì all'amore, a prescindere da quello che stavo vivendo, che non era cambiato niente, anzi, a prescindere dai miei progetti, dai miei piani, E quindi quello che poi è storia, nel senso che oggi io ho cresciuto mia figlia e devo dire che grazie anche, ci tengo a dirlo, a dei genitori che mi hanno supportato tantissimo, e ne approfitto per dire santi nonni, perché veramente fanno una cosa bellissima. E qua entra in gioco anche l'importanza della famiglia, ma noi dobbiamo fermarci per qualche istante, continueremo questo racconto e cercheremo ancora di parlare di amore, di cosa significa veramente amare nel rapporto di coppia, nella vita in generale. A tra pochissimo. Eccoci qui, stiamo parlando di amore, per amore, solo per amore, delle scelte importanti di vita. Abbiamo la testimonianza di Sabrina Battaglia, che è una mamma felice, una sposa felice e fra poco anche una nonna felice. Stiamo tratteggiando una famiglia tipo Mulino Bianco. Però abbiamo detto che la scelta di diventare madre è stata presa di colpo, cioè nel momento in cui la decisione era presa, quella di abortire, di colpo c'è stato invece questo ripensamento e quindi in un secondo sono andati in frantumi anche tutti i progetti di vita che una ragazza di 20 anni può avere, no? Sì. Perché se si pensava di abortire, di interrompere la gravidanza, si sarebbe andati avanti con i progetti che si avevano. Ma questi progetti poi si sono realizzati ugualmente, cioè studiare, impegnarsi anche nel lavoro, insomma realizzarsi come donna, perché anche sì, quelle sono delle aspirazioni lecite. Si sono trasformati.
Si sono trasformati, la perché verità una è questa. bambina... Perché il progetto, tutti i progetti, 1000 progetti che avevo, in realtà sono diventati altro, a parte che dopo quel sì ci sono state una cascata di benedizioni nella mia vita, nel senso che tutto quello che, per esempio, benedizioni che istantanee, proprio, e quelle che poi ho maturato nel tempo. Per esempio, io avevo lasciato gli studi, non avevo un lavoro. Dopo 6 mesi dalla nascita di mia figlia io fui assunta in una grandissima azienda a livello mondiale dove tutto è cambiato, dove lavoro ancora oggi, e lì tutto c'è stata la svolta, perché a quel punto mi sono potuta occupare anche a livello economico della crescita di mia figlia. Padre Bucolo, una scelta coraggiosa che però è stata premiata, è stato un caso, stiamo parlando di una storia felice, la signora Sabrina è stata fortunata, ecco, dobbiamo parlare di fortuna in questo caso. Come... Allora, se utilizziamo questo parametro, giustamente possono venire tanti dubbi, perché magari qualcuno ascoltando Sabrina potrebbe anche dire beata lei, ma a me è successo tutt'altro, no? Esatto, E perché quindi sappiamo delle difficoltà. questo sarebbe abbastanza selettivo, quindi io non penso che Sabrina abbia fatto questo nella speranza che probabilmente le cose sarebbero andate meglio. No, non sarebbe più una scelta di amore, ma sarebbe stata una scelta di contraccambio in cui io faccio questo, però almeno io ne posso avere qualche vantaggio. Invece la sua è stata una scelta d'amore gratuita totalmente, non immaginava né può mai sapere qualunque di noi cosa sarà del nostro futuro, ma l'amore stesso già di suo riempie la vita. Quindi l'amore paga. Ecco, l'amore più che paga stracolma, c'è un'abbondanza, no? C'è proprio un'effusione di abbondanza, è come dire prendo un calice verso il vino, ma non mi fermo fino all'orlo e quel vino esce fuori. Ecco, così è l'amore, sovrabbondante, per cui io non credo che per Sabrina è importante come siano andati gli eventi futuri, di cui chiaramente lei ringrazia e benedice il Signore, ma quello che lei percepisce nella sua storia è che l'amore è stato sempre il filo rosso della sua vita e che l'amore compie la sua vita. Felice. Quindi perché fare l'amore tutto con amore. Esatto, questo rende veramente felice. Io capisco che parlare di questo potrebbe sembrare strano, ma infatti Sabrina non è una donna straordinaria, è una donna ordinaria. Infatti potremmo chiedere, ma chi è Sabrina, cosa fa, cosa rappresenta? No, è Sabrina appunto. Ma lei con la sua vita ordinaria ha reso straordinario il suo sì, il suo eccomi alla vita. Per questo per me Sabrina diventa il paradigma di tante donne, anche di tanti uomini, tanti giovani che hanno una vita complessa, chi non ha una vita complessa, chi non ha una vita che va contro, chi non ha una vita che magari non comprende dove sta andando, ma se metti come coordinata, come parametro delle tue scelte l'amore, quello diventa un fondamento importante su cui veramente fondare la propria vita. Per questo è il titolo anche di questa puntata, per amore, solo per amore, non per altri scopi o per altri benefici che magari potrebbero in amore, ok, ma solo e soltanto l'amore, solo l'amore riempie in modo sovrabbondante la vita di una persona, ma questo vale per Sabrina, vale anche per me sacerdote, vale anche per una conduttrice nello studio degli Antenna Sicilia, vale per qualunque persona si trova nella sua personale vicenda di vita. E mi richiamo a una frase che ha detto proprio pochi giorni fa Yannick Sinner, che ha detto ai ragazzini, sappiamo che è il tennista in questo momento adorato dagli amanti del tennis, ma anche da tanti ragazzini che vedono in lui il personaggio vincente, ha dato questo messaggio: fate quello che vi rende felici e già avete vinto, siete già dei campioni. Ecco, possiamo prendere a modello questo giovane che si è realizzato nello sport che ama e quindi
fa con amore tutto, è esemplare anche l'umiltà di questo tennista, di questo campione, che già ragazzino puliva i campi, ecco, pur essendo già un ragazzino che vinceva, faceva tutto con una semplicità ma anche con grande amore nei confronti di questo sport. Noi qui stiamo parlando anche di sentimenti, di rapporti umani, di relazioni, stiamo parlando di una donna che a 20 anni ha deciso innanzitutto di diventare madre, e poi tutto il resto è venuto da sé ed è andato molto bene, perché ha trovato un lavoro, ha trovato anche un uomo che l'ha amata, malgrado che ha accolto anche la figlia, sua figlia, quindi una storia di amore in tutti i sensi, no? E poi è subentrata la fede, quindi un amore ancora più grande che ha messo in luce forse anche questi rapporti. Non a caso quando si parla di Dio l'amore si scrive con la lettera maiuscola, con la A maiuscola. Dio amore. Sì, sono pienamente d'accordo, perché la felicità e l'amore vanno di pari passo. L'importante, questo è l'invito che faccio principalmente a me, ma a tutti, nella realtà. Cioè bisogna stare attenti a confondere l'amore, la felicità con l'idea della felicità e dell'amore che noi abbiamo. E questo potrebbe essere un grande rischio, una grande delusione. Invece queste cose alte vanno vissute nella realtà, perché sono cose concrete, ma nella realtà, per cui Sabrina ha realizzato tutto questo, ma nella sua storia concreta, che non pensava, non immaginava, sicuramente non desiderava, ma ora in questo momento lei benedice per quanto concretamente ha vissuto. Quindi è uno stimolo ad essere felici, ma nella propria realtà, passo dopo passo. E in questo io credo la pazienza, la fedeltà, la passione diventano le coordinate importanti per costruire la propria vita, la propria storia e la propria grandezza a cui tutti noi siamo chiamati. Cosa possiamo dire alle ragazze, ai giovani che ci stanno seguendo e che magari cercano l'amore, la felicità anche in cose che poi risultano effimere, la droga, l'andare in discoteca, avere storie così temporanee, oppure ragazze, ragazzine che invece incontrano quello che per loro è l'amore, ma in realtà è un amore tossico, un amore che invece le porta poi a subire violenze, ad avere delle vite veramente distrutte. In un minuto, cosa possiamo dire? Quello che posso dire Lei è che a 20 anni ha fatto questa scelta, che ha anche deciso di lasciare la persona con la quale poi sarebbe diventata madre, ma in quel momento ha deciso così. Quello che posso dire è che l'amore non fa male. Se ti fa male non è amore. E quindi quello che posso augurare è anche dire il fatto che per amare però ci vuole coraggio, ci vuole determinazione, e non puoi aspettare di avere il contraccambio, perché se no si chiama affare. Io posso testimoniare che ne vale la pena, ne vale veramente la pena amare, a prescindere, ma quando è nel rapporto con l'altro o con l'altra, perché non c'è differenza, l'amore non può fare male. Questa è una cosa che ci tengo a comunicare dal ragazzo, ma anche alla persona adulta. Alla persona adulta. E quindi il messaggio che oggi possiamo dare qual è? Fare tutto con amore, ma... Mi piace la parola che ha detto Sabrina, ci vuole coraggio. Molti noi sappiamo che la parola coraggio deriva da cors actio, agire col cuore. Significa amore solo per amore, soltanto che se agiamo col cuore, con la profondità di noi stessi, e questo, attenzione, è possibile a tutti. A volte si pensa il coraggio come il supereroe, la donna Wonder Woman, Superman. No, bisogna agire col cuore ed è alla portata di tutti. Grazie Padre Bucolo, grazie Sabrina, grazie. E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.
voi.